A me mi pare tipo cavolo. Colgo l'occasione per salutare i tu che sono passati a salutarti, che ci hanno visto della Toscana ma vabbè, siamo anche qua in Toscana. E che vede al mar non mi parla, non so perché non mi parla mai Toscana. Vieni con me, vieni con me. Guarda, perché non ti parla Toscana? Perché le ascioretta che porta il cane in braccio invece montarlo a piedi? No, non credo che cosa c'entra. No, par Toscana perché vedi quelle cose lì, cos'è, no, queste qua che pare un fia e tornare de Mazzara del no, Mazzara del Vallo, si era l'isola de Favignana. No, 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 non so. Oppure sta parte qua che a par Picaorle, eh? Cioè, perché non ti pare di essere in Toscana? Contami a me. Dica CP, perché forse sì, senti il CP che anche lui le dice perché forse secondo te, come per me, la Toscana è un po' quell'immagine stereotipata delle colline, dell'agriturismo, no? Può essere, può essere, può essere. Se è una roba forse un fiero razzista, Amy. Cioè, per quanto tu cataloghi una cosa, un gruppo di persone, piuttosto che una terra, eccetera, con una caratteristica, no? Sulla base di una caratteristica, anche se è positiva, effettivamente, CP, come tu mi insegni, è comunque razzismo, no? Sì, perché tu mi dici, CP, noi pensiamo a tutte le parti della Toscana come un po' alle colline senesi. Vabbè, il CP la aiutassimi a dormire. Rosignano, salve ragazzo, ti porto alla famosa spiaggia di Vada, anche se Vada tecnicamente parlando seria un 3 km più indietro. Ed eccoci qui ragazzo, in quel del parcheggio comunale di Vadate, c'è un'area gratuita e un'area a pagamento. Ovviamente noi adesso siamo nell'area gratuita e ho scritto Mona qua, no, non è scritto Mona, quindi nell'area gratuita. La spiaggia di Vada, o meglio la spiaggia di Rosignano Solvay, è quella famosa spiaggia toscana dove questa fabbrica scarica, cos'è Marco? Carbonato di calcio. Carbonato di calcio, cioè È neanche è lo scarto per fare il bicarbonato di sodio. Ecco, Si chiama Solvay. e crea questa sabbia e questo mare biancastro e poi ovviamente insomma col blu del mare diventa celestino su certe zone. Dicono che non sia salutare, dicono che sia salutare, ti fa via di mezzo e fa pulito e fa bene. Sì, gentile pubblico, ora quanti ricordi? Io ero passato di qua tanti anni fa, effettivamente Marco ha detto io ho fatto il bagno qua, effettivamente c'era gente che faceva il bagno anche qua e dopo si andava nel Umare, io sono andato nell'Umara là e anche, no, 2 volte sono stato qua, esatto, e una anche te CP, ti ricordi? Abbiamo fatto il book fotografico al tramonto. Eccoci qua, come ti dicevo, come puoi vedere la sabbia è caratteristica, ossia è abbastanza biancastra, idem un po' anche l'acqua, guarda, nonostante sia inverno, siamo a febbraio, guarda che colore celestino. Gloria a te nell'aria, quale tu sia, solo uno solo in compagnia, ma è una vecchia storia, è un peccato morire, gloria a te ogni volta, siamo saprai, figli tuoi ma consumiamoci uno, due alla volta, che è un peccato morire, ai piatti pieni a tavola la gente nostrana senza boriane, buriana e via, che l'anima mia va questa bocca di sole che mi toglie le parole, gloria ai tempi d'oro, io vi vorrei rivedere almeno prima di fare 101, è un peccato morire, La sabbia è farinosa, sto per darti, se avevi avuto un po' questa impressione, ok, te la confermo, proprio farinosa, morbidosa.
ora che così ti presento un po' la situazione, come funziona. Ci siamo fermati nell'altro parcheggio, sempre gratuito, ma attenzione, sto parlando d'inverno, che è guardando il mare a destra, ok? Ossia dove troveremo l'acqua meno cos'era qua? Vabbè, meno bianca, insomma, un po' più pulita. Max! Colonna sonora, perché non so se è bloccata questa canzone qua, ma credo di no. Le blocca solo che Prince e gli AC/DC. Stavo pensando però quanto amico di merda che sono, perché ho detto a Marco: oh, dimmi quando vai a dormire che accendo l'aspirapolvere, e lui mi fa: oh, vado a dormire. E svegliati anche tu! Nazi Compare! Che dorme? Nazi Compare! Guarda se modi di dormire sempre, cioè siamo in vacanze in Toscana e dorme. Qua, mi se sveglia! Le do il pomeriggio e io a fare riposini! So come i vecchi! Ripartenza ragazzo, gli altri ci raggiungono dopo, no? Allora abbiamo lasciato la spiaggia di Vada, diciamo spiaggia, vabbè dai, dopo non mi prendo carne dai toscani che la fanno anche bene per quello, e per andare a le cascate del Diborrato. Era una cosa che mi ero prepuntinato da tempo, magari è una stronzata, sai, sono quelle cose che instagrammano tanto, poi vai a vederle di persona, sono una stronzata, quindi sveleremo anche questa instagrammata, vediamo com'è il discorso e dopodiché insomma stai in linea, cioè, anche nel senso resta magro, perché dopo mi ha detto anche il fisioterapista che quando ingrassi hai problemi proprio anche la parte bassa della schiena eccetera, quindi ascolta il singano, col te dice sempre sta in linea, resta in linea. Ciao, qua è tutto bello ma non riesco a mollar tutto e a fare la van life qua in quanto non c'ho spazio per fare la van life. La van life, la 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 la, non si fa, la 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 la, perché no che se spiasso. Ti vedi e ti spiasso, no che no che spiasso, pa fa van life, la 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 la. Oppure si potrebbe fare la van life qua, esatto, è che in mezzo alla strada, vedi, c'è la strada, però è anche sbilenco più che altro, boh, sento gli altri, guarda che robe, guarda, e che altri doffolpi sono voluti rimanere lì a Vada in mezzo a squasse tosati, guarda che bello. Poi per realtà abbiamo fatto un lungo discorso sulla soggettività, quindi sto parlando del niente, e ovviamente sto parlando rispetto a quello che piace a me, hanno fatto una cazzata a star là, e invece per loro hanno fatto benissimo a star là, perché preferiscono star là piuttosto che vedere le colline. Il discorso della soggettività e dell'oggettività delle cose è bello se... È bello, no, l'ho detto bello giusto, però comunque mi si è incrippata la lingua. È bello sempre tirarlo fuori quando sei in compagnia, no? Perché grazie alla compagnia, che oltre a scavare un po' più a fondo al discorso, riesci a trarre degli esempi reali e pertanto a costruire, poi a continuare a costruire questo castello che è del pensiero. La van life, orcosio, quasi quasi la faccio qui. Prima scastro a porta. La 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 la, foto. La van life un po' di qua e anche un po' di là. Van life a destra, van life sinistra, destra e sinistra. Per la serie Instagram contro la realtà. Intanto questo è il paese delle famose cascate del Diborrato. Ora trovo parcheggio. Internet è proprio un'altra cosa, sai. Ok.
capirai, sta roba in mezzo a una strada caotica. Vedi, praticamente io ce l'ho su con le cagate di YouTube, di Instagram, eccetera, dove ti fanno vedere questi posti, per carità, che non fanno schifo, però li ingigantiscono in una maniera incredibile, li prendono dalla prospettiva, proprio quella studiata apposta per falsare il tutto, e per carità, ripeto, non fa schifo, ma che cazzo è? Cioè, è un sentierino lungo, cioè, boh, che è difficile da spiegare, non vorrei essere disfattista e offensivo nei confronti dei toscani, ma non ce l'ho assolutamente contro sta roba toscana. È che ce l'ho su con queste cagate di Instagram, che è sempre no, se quella musichetta del cazzo, no, che ti fa vedere tutto fantastico. In realtà poi non è così. Cioè, una volta ho visto Cavallino, che c'è l'acqua che è praticamente la foce di un fiume, e gli hanno fatto l'acqua color Caraibi. Cioè, cosa ho detto, che è Santo Domingo? Ah no, è Cavallino Tre Porti, per carità, con tutto il rispetto per Cavallino Tre Porti, ma non aveva quell'acqua lì nella realtà. Cavallino Tre Porti, te lo dico perché ci vado spesso, porca troia. Probabilmente qua col caldo la gente ci viene a fare anche il bagno, dopo più avanti hai le cascatelle, una sorta di normalissimo parco fluviale, nulla da Instagram da merda. Cioè, per fortuna che Instagram non è ancora arrivato a San Francesco in quei posti lì, se no si eiacula addosso, diventa Pornhub. Qua è già meglio, già adesso, già ragioniamo. Ok, qua c'è la cascatina, poi buttate, spaccatelo su al collo e fare il bagnetto là, in questa piscina naturale, e poi c'è anche di là. Eccolo, sono a Lucignano, in provincia di Arezzo, probabilmente è una delle più belle aree camper del mondo, gratuita, concorrente, quella che tiene un botto, solo che si è divisa per colonnina, probabilmente se altri camper attaccati alla colonnina ti salta, a me tiene l'Alde da solo. E sei su uno spiazzo, vabbè, l'hai già vista, abbiamo già fatto il video, cosa devo dire? Niente, la conferma della mia teoria, del perché i toscani hanno battuto di brutto noi veneti con le bestemmie. Io sono straconvinto che è per via delle strade, non credo sia un discorso tanto culturale del linguaggio, ma proprio un discorso di reazione alla quotidianità, a ciò che accade, ossia a questi incidenti continui, che altro non sono che delle mega batoste in queste super buche, in questi super dossi incredibili. E quindi sì, noi veneti dobbiamo rassegnarci, sì. Noi abbiamo, credo, a Padova qualche miliardo di dossi, ma purtroppo il Veneto non è solo Padova, quindi sotto il lato bestemmia abbiamo perso e cediamo il passo.